Con Riccardo Gnata, capitano dei Rossoblu, una partita importante, forse all'inizio del secondo tempo hanno provato qualcosa, ma insomma controllo praticamente quasi totale. Sì, penso che abbiamo dominato questa partita, siamo riusciti a tornare a vincere in casa, era 2 partite che si pareggiava. Abbiamo dominato, abbiamo giocato forte e con intelligenza, penso che non ci sia nulla da dire sul risultato. È stato un risultato che è stato messo in chiaro subito, poi il Forte dei Marmi l'ha amministrato molto bene. Qualche volta sono arrivati a infastidirti là davanti però. Sì, sicuramente sapevamo il gioco del Grosseto, l'avevamo visto in settimana. È normale comunque nel gioco dell'hockey che qualche volta arrivi il contropiede soprattutto, però penso che abbiamo arginato molto bene, abbiamo fatto una grossa partita di spessore in difesa e poi davanti la qualità ce l'abbiamo e quindi penso abbiamo fatto veramente la partita che dovevamo fare. Allargando un attimino l'orizzonte, il Forte dei Marmi in questa annata 2024 insomma voglio dire, è pressoché perfetta. Non mi ricordo, mi pare siano 43 gare giocate con 6 sole sconfitte, insomma una cosa impressionante di punti e di gol, cioè, insomma c'è di che essere soddisfatti di questo 2024. Diciamo che il 2024 possiamo dire che è rosso-blu, è stata una grande annata che ricorderemo tutti, chi ha partecipato, chi l'ha vissuta, chi ha contribuito, tutti quanti, chi ci ha creduto anche prima quando le cose non andavano, penso sia un giusto premio per il lavoro di tutti. Bene, io ti ringrazio Riccardo, ti faccio gli auguri a te e anche a casa, mi raccomando, alla prossima. Anche a voi, grazie a tutti, buon Natale, forza forte.